Conferenza stampa stamani presso la sede del Comando Provinciali dei Carabinieri di Agrigento, dove è stata illustrata l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di disarticolare una piazza di spaccio di droga dove operavano cittadini extracomunitari che si erano impadroniti di un intero quartiere di Ribera, utilizzandolo quale base operativa per l'attività di spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Presenti il tenente colonnello Roberto Vergato, comandante della compagnia di Sciacca, e il capitano Fabio Proietti, comandante della tenenza di Ribera. C'è uno spaccio gestito talvolta anche da immigrati che sono lì per lavorare, per fare dei lavori stagionali, contemporaneamente spacciano droga anche ai più giovani, e quindi l'area del Berese è diventata molto importante per lo spaccio di droga per tutta l'area, anche per i comuni limitrofi. Sono stati documentati numerosissimi episodi di spaccio anche in danno dei più giovani, anche di ragazzi di adolescenti che avevano meno di 14 anni. Quindi è un fenomeno particolarmente pericoloso e dilagante soprattutto tra i più giovani. Per questo appunto l'arma dei carabinieri è molto attenta a cercare di contenere e contrastare questo fenomeno dilagante. Come sono svolte? Le attività. Le attività si sono svolte nei mesi di marzo-aprile di quest'anno e le indagini sono state condotte in forma classica, cioè con appostamenti, servizi di osservazione, sequestri e con delle riprese di telecamere installate dalla tenenza di Ribera in punti strategici che hanno consentito di documentare da un lato gli episodi di spaccio e di consentire ai carabinieri che erano lì per fare sequestri di stupefacenti di fare questa attività senza che gli spacciatori potessero accorgersene. Questo spero che dia anche un'iniezione di fiducia sia alle famiglie che alle persone a denunciare sempre qualsiasi episodio di spaccio, in modo che sappiano tutti che noi siamo a disposizione e che cerchiamo di reprimere in ogni modo il fenomeno. In più sicuramente questo dà un seguito anche alle attività che hanno fatto sia l'amministrazione comunale che l'Arciprete e gli altri parroci del comune di Ribera, che stanno facendo tanto per aiutare le famiglie, per denunciare il fenomeno e per fare un centro di ascolto per i ragazzi in difficoltà. Il fenomeno deve essere affrontato a 360 gradi, insomma, non basta l'attività repressiva.